Riconoscimento di uno status speciale di città balneari per far fronte alle sfide del presente e del futuro è l'obiettivo che si pone il G20 delle spiagge italiane, che il 1° e il 2 settembre si riunirà a Jesolo. Per la quarta edizione dell'evento quest'anno si riuniranno i rappresentanti delle località di mare con più di 1 milione di visitatori stagionali, da Ischia a Taormina, da Alghero a Vieste, passando per la costiera romagnola e le spiagge venete. Per questo settore fondamentale dell'economia il G20 sarà un'occasione per discutere di nuove strategie in grado di portare nelle nostre spiagge sempre più turisti. In cosa dobbiamo migliorare? Intanto tutta l'Italia deve diventare più green. Queste città a maggior ragione perché sono la porta dell'Italia verso il mondo e dunque devono investire in qualità dell'ambiente e in qualità di vita. Questo significa acqua del mare, coste, rifiuti, mobilità, energia, significa essere rivoluzionarie. G20 è una grande occasione. È una grande occasione perché è italiana, unisce 20 città del paese e 20 città strategiche, quindi qui parla l'Italia, non parlano particolarismi. Questi 3 giorni saranno fondamentali per raggiungere obiettivi importanti, tutti insieme facendo squadra. È importante portare i nostri problemi, quelle che sono le cose più importanti che dobbiamo affrontare nei prossimi anni, di portarle non da soli ma uniti, perché uniti è una forza molto più importante, quindi dobbiamo sensibilizzare i governi che si succedono, tra cui quello attuale, su quelle che sono le nostre richieste ufficiali e che vengano portate avanti.